Benvenuti in diretta su skritalia.com, il canale di informazione che abbiamo riattivato tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12:15. 15 minuti di notizie, approfondimenti e spunti sul mondo del lavoro. 15 minuti per fare il punto sulle cose che stanno cambiando. La puntata di oggi è articolata in tre parti. La prima, dedicata alle notizie dell'ultima ora, oggi un po' più breve, ma comunque vedremo delle notizie interessanti. Nella seconda parte presenteremo i webinar della settimana prossima e infine spazio alla rubrica HR Lovers Journey. Ma cominciamo dalle novità dell'ultima ora. Recovery Plan è partito nonostante le note turbolenze politiche di questi ultimi giorni, il confronto con le parti sociali. Oggi il testo verrà discusso dal governo con le organizzazioni sindacali. Lunedì invece sarà il turno del confronto con il mondo delle imprese. Ristori 5, sappiamo che è di prossima emanazione il decreto Ristori numero 5 con tutte le misure di intervento per aiutare e indennizzare imprese e lavoratori autonomi colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. In particolare è allo studio un meccanismo che consenta la trasformazione delle tasse sospese per Covid-19 in crediti d'imposta. CIGS per crisi aziendale, anche qui una importante e recente novità in quanto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio un decreto ministeriale del Ministero del Lavoro che era stato emanato in data 15 dicembre, che ha previsto che cosa? Che in ambito CIGS per tutto il 2020 e comunque fino a che durerà lo stato di emergenza, lo ricordiamo attualmente fissato al 30 di aprile 2021, sarà possibile ricorrere alla CIGS, Cassa Integrazione Straordinaria, per la causale della crisi aziendale, anche senza la presentazione del piano di risanamento, che è uno di quegli adempimenti documentali e sostanziali necessari per far ricorso in base alla disciplina ordinaria allo strumento della cassa appunto straordinaria per crisi aziendale. Inoltre tali aziende potranno richiedere l'autorizzazione a ore di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa anche oltre, quindi in deroga, al limite dell'80% delle ore lavorabili per ogni unità produttiva. Questo in riferimento a quei periodi in cui sono vigenti provvedimenti emergenziali di limitazione dell'attività produttiva. Quindi sostanzialmente tutte quelle misure introdotte dai vari DPCM che limitano o condizionano l'esercizio della normale attività lavorativa. Sono due importanti interventi, diciamo così, in deroga alla disciplina ordinaria della cassa straordinaria per crisi aziendale. Isopensione, anche qui con un messaggio INPS recente, il numero 227 del 20 gennaio 2021, l'INPS ha confermato la proroga dell'isopensione che era stata introdotta e stabilita dalla legge di bilancio per il 2021. C'è conferma anche da parte dell'istituto e pertanto sarà possibile accompagnare i lavoratori alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata con l'isopensione per tutti quegli esodi che verranno collocati entro il 30 novembre 2023. L'isopensione è uno strumento sostanzialmente che permette tramite accordo sindacale aziendale di anticipare l'accesso pensionistico per un determinato numero di lavoratori stabilito appunto all'interno dell'accordo sindacale fino ad un massimo di 7 anni di anticipo rispetto a quella che sarebbe la data di maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia o di pensionamento anticipato, con uno scivolo economico a carico dell'impresa. Lavoratori impatriati, anche qui vi segnaliamo un importante interpello, è il numero 42 del 18 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate, in cui viene fatta chiarezza in riferimento alla legittimità dell'accesso al beneficio fiscale previsto per chi rientra da un periodo appunto di lavoro all'estero riportando la residenza fiscale nel nostro paese.
In particolare l'agenzia in questo interpello si concentra sull'ipotesi di un rientro a seguito di un distacco, perché in questo caso l'agenzia aveva inizialmente negato l'aspettanza dell'incentivo, in quanto il rientro sarebbe frutto comunque di un impegno contrattuale precedentemente preso, cioè alla scadenza del periodo di distacco era già previsto in origine che il lavoratore avrebbe fatto rientro in Italia, nel paese appunto di origine. Viene però chiarito che qualora vi sia un cambio di ruolo, di attività lavorativa particolarmente significativo in riferimento al lavoratore che rientra, tale soggetto può avere accesso al beneficio, purché sia appunto apprezzabile e tangibile una discontinuità rispetto all'assetto del rapporto di lavoro precedentemente utilizzato tra le stesse parti. Vi ricordiamo che alla fine del mese di dicembre, in data 28 dicembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha emanato in materia un'importante circolare, la numero 33E, con cui ha sostanzialmente fatto il riepilogo di tutta quella che è la normativa relativa all'incentivo fiscale, particolarmente accattivante nella sua misura, lo ricordiamo, per i lavoratori impatriati, e appunto è stata l'occasione per l'Agenzia di riformulare, diciamo così, la disciplina con il riepilogo di tutti quelli che sono i requisiti di accesso e di spettanza di tale misura. Disabili, ci avviciniamo alla scadenza del 31 gennaio, in realtà quest'anno posticipata per motivi di calendario al 1 febbraio, in quanto il 31 gennaio cade di domenica, la scadenza dell'invio del prospetto informativo disabili. Anche qui allora è importante precisare che la sospensione circa gli obblighi di assunzione a copertura della quota di riserva che è stata introdotta con circolare del Ministero del Lavoro numero 19 del 21 dicembre per quelle aziende che stiano fruendo di ammortizzatore sociale Covid, non evita comunque in capo alle imprese l'onere dell'adempimento circa l'invio del prospetto informativo disabile, che è un onere, lo ricordiamo, di mera natura comunicativa, ma previsto obbligatoriamente dalla norma sul collocamento obbligatorio e soggetto a sanzione in caso di mancato invio. Quindi dobbiamo ben tenere presente che anche se stiamo usando un ammortizzatore sociale Covid e quindi non siamo sanzionabili in riferimento ad eventuali scoperture in riferimento a tale periodo della quota di riserva, abbiamo comunque l'onere di adempiere all'invio del prospetto informativo. Diamo infine uno sguardo ai webinar della settimana prossima. Cominceremo martedì 26 gennaio con Elisa Pavanello e Carla Ghitti e parleremo di vaccini, tamponi, test, e faremo il punto su tutti quelli che sono gli obblighi per il datore di lavoro e il lavoratore in materia. Sappiamo che il tema dell'obbligatorietà dei vaccini in particolare è un tema di estrema attualità e di interesse nel mondo del lavoro in questo periodo. Faremo quindi il punto con appunto le nostre due legali, Elisa Pavanello e Elisa Ghitti. Il giorno successivo, il 27, mercoledì, con me faremo un webinar interamente dedicato appunto alla tematica dei disabili in vista della scadenza dell'adempimento del prospetto informativo e vedremo assieme tutta quella che è la disciplina che regola il collocamento obbligatorio e vedremo anche quelli che possono essere gli strumenti alternativi all'assunzione da parte delle imprese, come ad esempio l'utilizzo e il funzionamento delle convenzioni con il centro per l'impiego. Infine giovedì 28 gennaio con Gianluca Spolverato e Barbara Peressoni all'interno di quella che è la nostra sezione React ITA 2021 faremo un appuntamento dedicato al commento e all'analisi dei risultati dei primi assessment. Sapete che questa è la nostra campagna che abbiamo lanciato un paio di settimane fa e all'interno della quale abbiamo recuperato i primi risultati che saranno oggetto di confronto e di analisi nel webinar appunto di giovedì prossimo. Infine passiamo ora alla rubrica HR Lovers Journey. HR
HR Lovers Journey è un viaggio dentro le trasformazioni del lavoro alla ricerca di un senso, di una direzione, di un nuovo inizio. Ci prenderemo infatti alla fine di questa diretta 10 minuti per vedere assieme un'intervista. Oggi parleremo con Alessandro Megaro, HR Head of Employer Relation and Learning di Euler Hermes, e ci faremo raccontare da lui quelle che sono state le iniziative della sua azienda. Euler Hermes è una compagnia assicurativa del settore del credito, presente in 5 continenti e in oltre 50 paesi in tutto il mondo. E Alessandro Megaro ci spiegherà la visione della sua azienda in riferimento alle risorse umane per quello che riguarda una concezione flessibile, non analitica e numerica della gestione delle risorse umane. Ci spiegherà il ruolo dei social media nel mondo delle risorse umane, e infine ci presenterà un'interessante visione di quella che è il nuovo format anche degli appuntamenti formativi all'interno delle aziende per i dipendenti, in ragione appunto e condizionati dall'emergenza Covid. Non c'è più il tempo che c'era prima per dedicarsi a 4, 6, 8 ore la giornata intera di formazione, perché le novità sono molte, sono continue e bisogna essere elastici. Quindi momenti di formazione più brevi, possibilmente su piattaforma digitale, e anche con un coinvolgimento proattivo degli stessi lavoratori che si interessano, segnalano all'azienda la necessità di un approfondimento in riferimento a un determinato argomento. Anche il mondo della formazione sta cambiando, e Alessandro Megaro ci darà la sua testimonianza di quello che Euler Hermes ha fatto all'interno di questi argomenti. Un'intervista veramente interessante, dura una decina di minuti e vi lasciamo alla sua visione. La diretta è terminata e ci vediamo lunedì prossimo per il nuovo appuntamento, sempre qui alle 12. Buongiorno a tutti. Ciao Alessandro, un piacere averti con noi oggi. Noi ti abbiamo chiesto di indicarci qual era, di citarci la citazione che più ti rappresenta nel tuo ruolo di HR, quindi ci piacerebbe appunto che tu la citassi e poi ci dicessi perché è tua. Ok, buongiorno, anzi buon pomeriggio. La citazione che avevamo condiviso era l'HR deve essere l'attore principale nel processo di flessibilizzazione delle organizzazioni. Non c'è sfida più bella, questo perché in linea di massima noi lavorando con le persone facciamo un lavoro molto divertente. Ed è un lavoro che a mio avviso si basa un po' sulle sfide che uno si pone, soprattutto di innovazione, per rendere il lavoro nuovo, per cercare di farlo sempre con uno spirito giovane, mettiamolo così. E devo dire che l'idea di lavorare sulla flessibilizzazione delle organizzazioni apre tutta una serie di scenari in termini di change management, in termini anche di carattere lavoristico, di carattere organizzativo. E devo dire, basandosi su un assunto fondamentale, quello di dare libertà, no, alle persone che sono poi il nostro asset principale e ciò con cui noi lavoriamo quotidianamente. Quindi la sfida è la sfida più bella, perché è la sfida che coinvolge le persone, che responsabilizza le persone nell'ottica di rivedere le organizzazioni. Okay? Devo dire che ci sono vari trend nel mondo HR oggi, no? C'è un trend molto vicino ai dati, che si sta affermando in maniera molto forte, e c'è un trend relativo proprio a questa flessibilizzazione degli assetti. Scelgo questo perché è più affine anche, no, al mio modo di lavorare, piuttosto che il primo, insomma, che lascio volentieri ad altri colleghi. Bene, mi piace molto, è bello, è sempre al centro le risorse umane e la loro la possibilità di esprimere meglio le proprie attitudini, competenze, esprimersi, è bella questa cosa.
Poi Alessandro, a noi piacerebbe tanto anche, visto che tu sei molto attivo sui social e utilizzi anche un linguaggio molto vicino ai giovani, e quindi volevamo chiederti, credi nel potere che appunto hanno questi strumenti, e soprattutto se hai una rete attorno a te che ti segue e se hai anche utilizzato i social per alcuni progetti realizzati in azienda. Allora, io credo nei social, diciamo inevitabilmente, no? Perché comunque, voglio dire, ci sono quasi cresciuto, avendo 35 anni, bene o male mi sono fatto il periodo in cui, con consapevolezza, da quando si è affacciato il primo social, che era MSN Messenger, fino a che insomma non arriviamo, tutti si ricordano MSN, no? E devo dire che la condivisione dei contenuti sui social è fondamentale oggi, prima di tutto perché permette, parlando di cose un po' più serie piuttosto che no, del social che uno utilizza per fini personali di intrattenimento e divertimento, permette di condividere delle esperienze, permette di condividere delle competenze. Mi è capitato negli ultimi tempi, ad esempio, di fare una diretta LinkedIn con un collega, no? Parlando appunto di smart working, parlando di flessibilità, parlando di organizzazioni, parlando di relazioni industriali. È stato un incontro, ad esempio, molto seguito da una serie di persone del nostro network, no? Ed è un momento in cui ci sono sicuramente gli scambi importanti di idee, così come avviene anche con altri colleghi, per cui è un momento in cui tu assumi delle informazioni, anche e soprattutto nell'ottica di una mentalità lifelong learning, no? Cioè di un'attitudine all'apprendimento continuo, che non si basa più tanto sul corso di formazione in aula, che magari va meno di moda, ma fatto di micro learning, fatto di letture, fatto di approfondimenti, e tutto avviene prevalentemente sui social o comunque con delle piattaforme che rimandano i social e che comunque partono da esse. Pensa a LinkedIn Learning, no? Che comunque è una piattaforma fondamentale che stanno usando tutti quanti, user friendly, una piattaforma semplice con non so quante decine di migliaia di corsi, ti dà l'idea di che cosa vuol dire il social applicato al mondo del lavoro. E in termini di progetto mi dicevi, diciamo che mi occupo anche di employer branding, quindi immagina di come costruire una strategia social e raccontare l'azienda per la quale tu stai lavorando, ok? Ma raccontarla però in maniera vera, cioè non devi raccontare l'azienda che non sei, perché altrimenti no, rischi di fare una figura sul mercato non opportuna, di dare un'immagine non opportuna. In realtà tu devi raccontare l'azienda che sei, le persone che hai, e noi abbiamo deciso ad esempio di raccontare partendo dalle persone, partendo dalle storie personali attinenti insomma a vari ambiti, dal lavoro da remoto come oggi in questa nuova normalità, faccio un esempio, piuttosto che la reazione delle nostre risorse in termini di resilienza, anche no? In un momento in cui la resilienza è diventata un valore molto importante, quando siamo stati impattati nella prima metà dell'anno da uno sconvolgimento enorme. Quindi diciamo i social rientrano nella vita e rientrano tantissimo nella vita HR, perché del resto se ti occupi di persone, oggi le persone quale strumento utilizzano per comunicare maggiormente? I social. Quindi se tu fai HR e non conosci i social, probabilmente non stai ignorando un aspetto fondamentale che permette alle persone di esprimersi. Ok, quindi i talenti e i program passano anche dai social, diciamo così. Certo, no, assolutamente sì, e comunque voglio dire un osservatorio importante anche sul mercato, no? Esatto, ok, perfetto. L'altra cosa che mi piaceva condividere con te, sul quale ti chiedevo di darci evidenza, è dei progetti che ti aspettano per questo anno che sta arrivando, quindi per il 2021 cosa hai sulla scrivania, cos'è il progetto caldo, e magari questo può essere anche un invito poi per raccontarcelo in un'altra occasione, in uno spazio più ampio. Ma guarda, sono diversi gli aspetti che in qualche modo riguarderanno il nostro lavoro, non solo il mio, ma quello di tanti colleghi. In primis, tornando a una cosa che ho menzionato poco fa, cioè proprio il lifelong learning, rivedere il paradigma della formazione, no? È una cosa che si sta avviando in varie realtà organizzative, è una cosa che si è avviata da un po' di tempo anche da noi, e nel 2021 dovremo in qualche modo, anche in questa nuova normalità, dove la presenza fisica è diminuita in maniera sensibile, fare un investimento importante in termini di lavoro, no? Per promuovere questo meccanismo di formazione, dove tu ovviamente questo meccanismo di formazione riesci a venderlo bene e a spiegarlo nel momento in cui lo fai passare come un momento in cui è possibile soddisfare la propria curiosità. Il lifelong learning, l'apprendimento continuo, non può essere 4 ore di formazione, 8 ore di formazione in aula, perché quello non era il lifelong learning, quello era la formazione in aula. Oggi tu devi dire, signori, dobbiamo documentarci, dobbiamo formarci in maniera
veloce, dobbiamo essere sempre aggiornati e dovete farlo soprattutto perché voi siete dei soggetti che con l'arricchimento, con la curiosità potete migliorare il vostro percorso professionale e potete farlo in n modi. Ecco, questa è una sfida importante, cioè cercare di convincere le persone che bisogna cambiare il paradigma dell'apprendimento. Non è più l'azienda che ti dice guarda ti faccio fare questo corso, ma devi essere tu a dire vorrei fare questo e ho queste piattaforme per farlo, quindi noi dobbiamo darti le chiavi e darti delle indicazioni su che cosa davvero aspettarti da te stesso e cosa l'azienda si aspetta da te in questo senso. Questo è un progetto che un progetto che già stiamo seguendo, ma che nel 2021 secondo me dovrà essere seguito con maggiore forza. Poi c'è un altro tema, il tema della nuova normalità, e capire cosa dopo questa, si spera, quando finirà questa emergenza, cosa faranno le aziende con lo smart working, con il lavoro da remoto, con la flessibilità. Ecco, questa è la prova, no? Abbiamo fatto da marzo, da febbraio, tantissimo smart working, quasi al 100%, così come noi tantissime altre aziende. Ma quando poi tutto ciò sarà finito, torneremo indietro? Ovviamente no. Ma per andare avanti dovremmo trovare una nuova normalità, che non potrà essere quella vissuta durante il lockdown, ma non potrà essere quella vissuta prima del lockdown. E allora bisognerà lavorare molto sulla collaborazione da remoto, sugli stili di leadership da remoto, su come l'organizzazione da un punto di vista di business risponde ai clienti, no? Anche con questa nuova modalità di anche customer experience in un certo senso. Cioè bisogna mettersi a tavolino e capire l'organizzazione come risponderà da novembre del 2021, da settembre del 2021, quando effettivamente avremo magari qualche milione di persone già vaccinate, non lo so, però questo è il tema, a mio avviso, del momento per gli HR, è la nuova normalità e personalmente ritengo che sarà uno dei focus principali del 2021. Sicuramente Alessandro, sicuramente. Questo 2020 che ci lasciamo alle spalle ci ha stimolato e ci ha portato ad esprimerci in maniera diversa. Inizialmente forse abbiamo cercato di riadattare quello che avevamo in una nuova dimensione, poi ci siamo resi conto che non funzionava e quindi oggi siamo diventati tutti bravi a capire cosa funziona con la distanza, diciamo così, e ora dobbiamo pensare in un mondo in cui la distanza e la presenza convivono continuamente, quindi l'organizzazione aziendale avrà un grande impatto e voi dovete essere il faro, diciamo così, e accompagnarci in questo percorso. Ti ringrazio. Grazie a voi, grazie mille per questa opportunità e spero di risentirvi presto.